A Montegrotto Terme un 57enne si è barricato in casa, sembra sia armato, l'uomo è solo all'interno della sua abitazione, trattative in corso con le forze dell'ordine. Da oggi aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80, l'annuncio del presidente Zaia intanto migliora la situazione in Veneto, ma bisogna aspettare metà ottobre per vedere l'impatto dell'apertura delle scuole. Quindicenne armato di coltello rapina un coetaneo, poi minaccia la famiglia della stessa vittima, è caduto a Castelfranco, lo studente è stato arrestato dai carabinieri. Tragedia questa mattina a Mira, un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso dal treno in corsa, ancora da chiarire i contorni della vicenda. Rubato l'arco dell'atleta paraolimpica trevigiana Asia Pellizzari, l'appello ai ladri: se è stato rubato per bisogno sono pronta a dare un aiuto economico, ma restituitemi il mio arco. Un genitore scoperto ad entrare in un asilo nido di Mestre con un Green Pass non suo, ha aggredito una bidella provocandole un malore, i sindacati chiedono un incontro al comune. È vicentino il primo classificato ai giochi matematici nazionali, Jacopo Bigolin, studente di terza media. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito in primo piano, la cronaca: un 57enne si è barricato in casa Montegrotto, si tratta di un giardiniere che detiene probabilmente delle armi, situazione di alta tensione, ma ci colleghiamo subito con la nostra Chiara Gaiani che si trova sul posto. Chiara, buonasera. Buonasera Daniela, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, mi trovo esattamente in via Oberdan a Montegrotto, siamo nella frazione di Turri, una delle località di Montegrotto dove questa persona, rispetto a quanto ci eravamo detti poc'anzi, pare non si tratti di un giardiniere, comunque sicuramente un uomo di 57 anni che pare in casa abbia una vera e propria Santa Barbara, un piccolo arsenale e con anche fucili e proiettili. C'è grande preoccupazione, l'allarme è scattato nel pomeriggio, a metà pomeriggio. Pare che a dare questo allarme sia stata la moglie che era rientrata in casa ed è riuscita a fuggire. Sul posto ci sono i carabinieri, abbiamo visto anche i carabinieri dei nuclei speciali pronti ad entrare in azione, tutti i residenti, si tratta di una via residenziale molto abitata, quella dove ci troviamo, sono stati invitati a restare barricati in casa, a chiudere porte e finestre, l'accesso alla via è bloccato, chi sta tentando di fare rientro, questi sono l'ora di rincasare, non viene bloccato dai carabinieri all'inizio della strada o viene addirittura scortato fino all'abitazione. Questa la situazione è ovviamente in evoluzione, noi se ci saranno aggiornamenti entro la mezz'ora vi ricontattiamo. Grazie davvero Chiara, ovviamente se hai ulteriori novità circa questo fatto contattaci immediatamente. E continuiamo con il nostro telegiornale. Da questa mattina aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80, lo ha annunciato il presidente Zaia nel punto stampa. Dalle ore 12 di oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80 a Terminale. Oltre alla categoria dei fragili, degli anziani, delle case di riposo e dei sanitari, la Regione Veneto ora apre le terze dosi anche agli over 80 con prenotazione direttamente dal portale. Può prenotare la terza dose per chi ha più di 80 anni da subito. Il sistema è intelligente, l'assessore ha seguito questo lavoro e quindi dà la possibilità di prenotare se hai fatto la seconda dose a più di 6 mesi. La campagna in Veneto procede spedita e in una settimana è aumentata la copertura vaccinale della popolazione. La scorsa settimana eravamo a 80,9 percentuale regionale e udite, mi sa che sia vera quello che ho detto, che arriviamo all'85%, siamo già all'82,3%. A dimostrare l'efficacia dei vaccini i dati che arrivano dal report settimanale che mostrano un Veneto con un'incidenza di 40,7 casi ogni 100.000 abitanti, un RConT a 0,86. L'occupazione delle terapie intensive cala di un punto percentuale e si attesta al 5%. Medesimo andamento per l'area non critica che è al 3%. Un bilancio positivo, ma è necessario attendere metà ottobre per analizzare quello che sarà l'impatto dell'apertura delle scuole sull'epidemia, vista l'esperienza dell'anno scorso, quando con il rientro in classe degli studenti si era registrata una recrudescenza del contagio. Linea blu, quella dell'anno scorso, quindi vedete la freccia blu,
Vedete che dopo la freccia inizia a crescere, sono i contagi che crescono dopo l'apertura delle scuole. La linea rossa è quella attuale, cioè 2021, luglio 2021, settembre 2021, dall'apertura della scuola freccia rossa calano i contagi. E a proposito di scuole, la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale, ha analizzato nuove linee di intervento in caso di positività in classe per evitare la quarantena di tutti gli studenti. Si possono tenere presenti ad esempio dei parametri, no? Quanti vaccinati ci sono in quell'aula? Ma non in via discriminatoria, per applicare un algoritmo che dice la possibilità in presenza di tutti questi vaccinati è che comunque si è creata una bolla anche a favore di quelli che non sono vaccinati. Prima. L'altro aspetto, dov'è fisicamente, a che distanza si trovava l'eventuale positivo rispetto agli altri ragazzi? Un piano che il Veneto ha presentato durante la prima riunione del neocostituito gruppo di lavoro per la quarantena scolastica, di cui fanno parte Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero. Intanto si attendono le linee guida anche per la somministrazione del vaccino contro l'influenza stagionale, di cui il Veneto ha acquistato 1.688.000 dosi, circa 300.000 in più rispetto allo scorso anno. Dopo 3 mesi e mezzo di lavoro con una media di 5.000 dosi somministrate al giorno, chiude il padiglione 8 della Fiera di Padova, che a maggio era stato adibito a centro vaccinale dall'azienda ospedaliera. 342.236 dosi di vaccino somministrate in 150 giorni, un lavoro ininterrotto dal 3 maggio al 29 settembre, quello del padiglione 8 della Fiera. Il centro vaccinale gestito dall'azienda ospedaliera chiude i battenti, più di 174.000 prime dosi, quasi 168.000 seconde dosi e 407 terze dosi. Qui è stato somministrato per lo più il vaccino Pfizer, ma anche AstraZeneca e più di 3.300 dosi di Johnson & Johnson. Oltre ai numeri, l'impegno di medici, infermieri, volontari di protezione civile, Croce Rossa e Croce Verde e una squadra di 20 diluitori, ovvero gli esperti nella preparazione delle dosi. Qui per la prima volta, grazie alla loro precisione, si è riusciti a ricavare da una fiala di vaccino non 6 ma ben 7 dosi. Nei giorni di massima affluenza il padiglione 8 ha attivato 40 ambulatori e 22 linee vaccinali. Insomma, i ritmi sono stati quelli di un reparto ospedaliero, una squadra sempre pronta a rassicurare anche i più timorosi. Paura gli anziani no, la mezza età mi pareva più preoccupata, i ragazzi venivano in compagnia. Dai giovani che arrivavano in gruppo agli anziani felici perché così avrebbero potuto riabbracciare i nipotini, tante le storie rimaste nel cuore di chi ha lavorato al padiglione 8, tra queste quella di un bimbo cinese di 7 anni che ha accompagnato a turno tutti i suoi parenti facendo da interprete per loro. Tanti gli stranieri infatti che hanno aderito alla campagna vaccinale. Ci sono state alcune comunità che interamente sono venute qui, si sono fatte supportare, abbiamo cercato di organizzarci in maniera tale da poter far fronte a qualsiasi esigenza, cercando sempre di rispettare il loro modo di approcciarsi e le loro culture. Ora resta operativo il vicino padiglione 6 dell'USL. La campagna vaccinale infatti non rallenta, in parallelo con le prime e seconde dosi si comincerà anche con le terze per i sanitari. In azienda ospedaliera il primo a ricevere la cosiddetta dose booster è stato il direttore della pediatria Giorgio Perilongo, poi toccherà a Ivo Tiberio, responsabile della terapia intensiva, che da febbraio 2020 è in prima linea nella lotta contro il Covid. Sembra, ma è presto per dirlo, che il trend sia in controtendenza, nel senso che sia in riduzione rispetto a quello che avveniva l'anno scorso. Continuiamo con la cronaca. 15enne armato di coltello, rapina un coetaneo, poi minaccia la famiglia della vittima. È accaduto a Castelfranco, i carabinieri lo arrestano. Ha puntato il coltello alla schiena di uno studente di 14 anni, poi afferrandolo per il collo lo ha costretto a seguirlo in un'area isolata vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco. La vittima, che stava andando a scuola, è stato aggredito da un 15enne originario del Bassanese ma residente nell'area castellana. Violento e determinato, ha obbligato il giovanissimo a consegnargli l'iPhone e a dargli la password di accesso. Poi ha gettato via il coltello, un'arma della lunghezza complessiva di 17 cm, di cui 7,5 di lama, e poi si è allontanato. Successivamente il ragazzo ha contattato
i genitori della vittima proprio per chiedere di poter accedere a tutta una serie di funzioni del cellulare che erano in quel momento bloccate, quindi minacciando di possibili ritorsioni nel caso in cui appunto queste password di sblocco non gli fossero state date. Un piccolo malvivente in erba non solo ha minacciato di distruggere il cellulare rubato, ma anche di far del male al figlio se fossero state avvisate le forze dell'ordine. Sotto shock la famiglia ha chiesto aiuto ai carabinieri. Le ricerche sono partite immediatamente ed è stato individuato, è stata anche recuperato l'arma utilizzata per compiere questo gesto criminoso. Attualmente si trova ristretto presso la propria abitazione. Il GIP presso il Tribunale dei minorenni di Venezia ha emesso a suo carico una misura cautelare. Il quindicenne è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata. Inizialmente sostanzialmente ha negato gli addebiti dicendo che aveva ricevuto questo telefono da un suo conoscente, però poi insomma è stato smentito subito dai fatti perché dal cellulare era già stata tolta la SIM ed era stata anche cambiata la password di accesso, quindi poi insomma c'è stata l'ammissione da parte del ragazzo per quello che aveva fatto. Il Tribunale dei minori di Venezia ha ritenuto che ci fosse il rischio concreto che il giovane potesse commettere ulteriori gesti criminosi. Spaccio, rapine, sempre più spesso ad essere coinvolti sono giovanissimi. Sono segnali sicuramente che dobbiamo cogliere e quindi sicuramente oltre all'attività di contrasto che viene svolta quotidianamente dalle nostre stazioni c'è ovviamente la volontà di svolgere anche un'attività di prevenzione coinvolgendo tutte le altre agenzie educative, le istituzioni proprio per cercare di prevenire fenomeni di questo tipo. Fondamentale, spiega il colonnello Turrini, è fare rete tra istituzioni e famiglie, ma soprattutto ora post pandemia i carabinieri potranno tornare a scuola per fare prevenzione e parlare con i ragazzi di regole e legalità. E tragedia questa mattina a Mira quando un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa, sconosciute le cause. 21 anni appena, la vita di questo ragazzo si è spenta lungo queste rotaie quando il treno della linea Mestre-Adria lo ha travolto e ucciso. La tragedia intorno alle 6:30 a Oriago di Mira. Sconosciute al momento le cause dell'incidente, il treno a quell'ora era zeppo di pendolari e studenti che hanno assistito alla scena attoniti. Il fatto all'altezza del passaggio a livello di via Verona. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi e tutta la linea, che è a binario unico, è rimasta bloccata con il treno fermato immediatamente per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo attivate le corse sostitutive con i bus per consentire ai viaggiatori di raggiungere le proprie destinazioni. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente. Il ragazzo deceduto, secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, sarebbe di origini albanesi e residente nel Mantovano. Si trovava a Oriago, ospite a casa di alcuni amici per qualche giorno. È stato trovato agonizzante sotto le mura da alcuni consiglieri comunali che lo hanno soccorso. Poco dopo invece è morto in ospedale. Ancora tutta da decifrare la morte di un uomo di 40 anni del quale ancora non si conosce l'identità. Ha aperto un fascicolo di tipo conoscitivo. Io mi sono accorto di questa sagoma per terra, ma così era buio, dunque così abbiamo visto, siamo scesi per primo, ma non parlavo altro, respirava, aveva un respiro insomma normale da quando ci sembra, ma non si capiva chi era o chi non era. Sanguinava dalla testa e anche dal naso, ma non si capiva dove o cosa. È il consigliere Giancarlo da Tos il primo a fermarsi per prestare soccorso. Lo seguono in pochi istanti il collega Andrea Beraldo e l'assessore Sandro Zampese. Stanno rientrando con le loro rispettive auto dal Consiglio Comunale quando a mezzanotte circa al varco Filippin vedono un uomo riverso sul ciglio della strada. Respirava, io ho tentato di dirgli qualcosa, tipo mi senti, eccetera, non rispondeva e quindi non aveva queste reazioni. Poi è arrivato anche un infermiere in borghese e poi abbiamo aspettato l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza 118. Una volta al Cafoncello l'uomo muore poche ore dopo, i sanitari informano la polizia, a muoversi è la squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto. A me hanno chiamato alle 3 di questa mattina
sono sceso da casa e abbiamo compilato il verbale dettagliato di quanto è accaduto. 2 i fronti di indagine, il primo capire l'identità dell'uomo, 40 anni circa, probabilmente dell'Est Europa, ma non c'è alcuna certezza. Secondo, ricostruire la dinamica e le sue ultime ore di vita. L'ipotesi principale è quella della caduta accidentale, forse dall'alto, dal passaggio pedonale sopra le mura. Effettuati i test tossicologici, nelle prossime ore sarà eseguita anche l'autopsia, seppure da un primo esame non sarebbe emerso nessun segno evidente di colluttazione né coinvolgimento di terzi. Il trauma cranico allo stato attuale sarebbe compatibile con una caduta. Il fascicolo aperto dalla procura è di tipo conoscitivo, quindi senza indagati né ipotesi di reato. Resta però una vicenda sulla quale fare luce. Ci dispiace indubbiamente perché mi sembra che sia stato un ragazzo giovane, una giovane età, e vederlo là così veramente è stato un trauma non da poco, anche perché essere impotenti davanti a una cosa del genere non è facile vedere questa persona così, dunque non sappiamo cosa sia successo e per cosa sia deceduto. Ecco. Parliamo ora di infortuni sul lavoro. L'ultima vittima sul lavoro nel Padovano sarebbe precipitato da un cestello elevatore manovrato da qualcuno. Il PM apre un'inchiesta. Aperta un'inchiesta sulla morte di Valeriano Bottero, l'imbianchino di 52 anni, morto martedì pomeriggio precipitando da 5 metri d'altezza mentre stava effettuando lavori di tinteggiatura all'interno della ditta Lavor Metal di Loreggia. Al momento non ci sono indagati, ma secondo i primi accertamenti dello Spisal di Campo San Piero e dei Carabinieri, all'origine della tragedia ci sarebbe una manovra errata da parte di chi stava guidando il carrello elevatore. Secondo i testimoni, infatti, l'artigiano sarebbe precipitato non da un'impalcatura ma da un cestello elevatore di proprietà dell'azienda e manovrato da qualcuno che però all'arrivo dei carabinieri non era presente. Nelle prossime ore il pubblico ministero conferirà l'incarico dell'autopsia. Nel frattempo ha posto sotto sequestro l'area dove è avvenuto l'infortunio mortale perché si potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora l'appello delle atlete paraolimpica trevigiana Asia Pellizzari ai ladri che hanno rubato l'arco con cui ha gareggiato a Tokyo. Ha fatto tanti viaggi con me e tante esperienze e sono ed ero molto legata. L'arco che ho usato nelle diverse esperienze, tra cui sì. Le Paralimpiadi, sì, a Tokyo. Asia Pellizzari, atleta paralimpica, parla così del suo compagno di vita, l'arco, che l'ha accompagnata in tante imprese sportive, non ultime le Paralimpiadi di Tokyo. Quello che per la 19enne di Marina è molto più che un oggetto, da ieri non è più accanto a lei. Qualcuno nella notte tra martedì e mercoledì l'ha rubato insieme alla bicicletta della sorellina dalla veranda dove erano custoditi. Sparito insieme ad altra attrezzatura necessaria ad Asia per allenarsi e gareggiare. Attaccato all'arco c'era la faretra, il portafrecce, con all'interno i 2 sganci che servono per tirare e degli occhiali, oltre a una decina, 10-12 frecce. Al momento di andare all'allenamento Asia si è resa conto che il suo arco era stato rubato. Male, molto male, non sapevo neanche che cosa dire, ero senza parole. La giovane, da quando è tornata da Tokyo, si sta allenando per i prossimi impegni in programma, utilizzando proprio quell'arco realizzato appositamente per lei. Il mio arco è davvero molto prezioso per me e sì, non è più in produzione come gli sganci che mi servono assolutamente per tirare, come qualsiasi arco che io usi. Con i miei allenatori avevamo deciso appunto che mi avrebbe portato nelle prossime importanti competizioni, prima fra tutte il mondiale che ci sarà a Dubai a febbraio. Senza l'arco al momento non è possibile proseguire la preparazione. Senza gli sganci, senza gli occhiali, no, e quindi sono ferma. La giovane atleta si rivolge a chi ha portato via il suo arco. Sono disposta a dare un contributo se chi si è preso il mio arco ha fatto per bisogno. E se invece qualcuno avesse il desiderio di imparare ad usarlo, sono a disposizione. La speranza di Asia e della sua famiglia è che l'arco e la bici possano essere restituiti. E quell'arco rimarrà mio sempre, anche se nelle mani di qualcun altro, di altri. E quindi chiedo per favore di restituirmelo,
che è addestrato a far centro solo con me. Un genitore scoperto ad entrare in un asilo nido di Mestre con un Green Pass non suo, ha aggredito una bidella provocandole un malore. I sindacati chiedono un incontro al comune o sarà inevitabile la mobilitazione delle lavoratrici. Troppa tensione. Questo si sta vivendo nelle scuole comunali, una tensione che si scarica sul personale ausiliario che deve accogliere i genitori, i bambini, verificare i Green Pass, una tensione che si scarica sul personale educativo. Sono stati momenti concitati al nido Trilli di Mestre. I sindacati denunciano un'aggressione verbale con tentativo di colluttazione al personale non docente. La UIL scrive in una comunicazione alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, ai referenti Ames SPA e all'assessore al personale e ai servizi educativi del Comune di Venezia che il genitore si è fermato solo davanti all'annuncio di un imminente intervento di 2 pattuglie della polizia locale. È successo durante il controllo dei Green Pass, specifica la CGIL, aggiungendo anche che l'ausiliaria ha accusato un malore. Ad andare in escandescenze pare un genitore scoperto ad esibire un certificato non suo per entrare nel plesso. Sono settimane che chiediamo all'amministrazione comunale di aprire un confronto, una discussione per risolvere i problemi, per affrontare quello che sta avvenendo, per dare risposta alle lavoratrici e sostenere le famiglie. E invece ci viene negato questo confronto, non c'è nessuna discussione, si fanno scelte unilaterali che stanno producendo solo e soltanto una cattiva gestione di questi servizi. Noi vogliamo l'immediata convocazione del tavolo, altrimenti metteremo in campo la mobilitazione. Alla lavoratrice è arrivata anche la solidarietà della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, che ha chiesto un intervento concreto per garantire nelle scuole organizzazione, sicurezza e professionalità. Ci spostiamo nel bellunese. Solo dando nuove opportunità e nuove occasioni lavorative si può convincere chi nasce in montagna a rimanervi. Da un'importante collaborazione fra pubblico e privato nasce e si sviluppa in questo senso un importante progetto. Fare imprese in montagna è difficile, contrastare lo spopolamento altrettanto. Una via per aiutare chi vuole restare a vivere e lavorare in questi territori è quella di dare nuove possibilità. Una di queste è quella di creare con Industria Radar Belluno qualcosa di assolutamente nuovo nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione, la Dolomiti Innovation Valley. La provincia ha colto l'opportunità della creazione di questo Digital Innovation Hub che rappresenta una svolta epocale per quanto riguarda l'innovazione della provincia di Belluno. Coinvolgere il privato, metterlo in contatto con il pubblico, favorire connessioni, sviluppare idee, trasformare start-up in occasioni di economia reale. Progetti ambiziosi, ma che con un hub finanziato e con le risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti possono diventare assolutamente reali. Io ritengo che sia un'opportunità di allargare quello che è la ricerca e sviluppo interna per poterla demandare o incrementare con soggetti terzi che hanno sicuramente idee nuove e le possono portare o mutuare da altri ambiti all'interno delle nostre aziende. Il Digital Innovation Hub consiste in azioni a sostegno della formazione per quanto riguarda la formazione anche degli studenti. Ricordo che la sede è all'Istituto Superiore Negrelli di Feltre e insieme poi a Confindustria svolge delle azioni che ricadono sulle aziende. Inaugurato oggi l'ultima ala della cittadella universitaria di Vicenza, che si appresta a diventare punto di riferimento non solo per studenti vicentini ma anche per stranieri. Dal lunedì studenti in aula. Un simbolo per Vicenza che parla di eccellenza formativa e traino per il futuro dell'innovazione e dell'impresa. Quella che si appresta a diventare una vera e propria cittadella universitaria, il polo di Viale Margherita, ultimato e inaugurato nella sua ultima tranche, di fronte al primo edificio che già ospita i corsi di laurea dell'Università di Verona e di Ingegneria e Sicurezza di Igiene Alimentare dell'Università di Padova.
Un grandissimo risultato ottenuto dal territorio che consolida quindi il progetto originale di questo polo didattico qui in Viale Margherita. 19.000 metri quadrati di superficie in totale tra aule con supporti tecnologici di alto livello, sale riunioni, biblioteche e uffici. Seconda tranche che ha comportato un investimento di 12 milioni di euro a carico della provincia di Vicenza, che a partire da lunedì aprirà i battenti agli studenti. Lunedì partiamo in presenza in maniera integrale, ci sono 3.000 studenti iscritti presso la sede per i corsi di ingegneria e ci sono quest'anno 700 nuove matricole che hanno confermato quindi l'interesse per i corsi attivati presso la sede. L'aspetto su cui stiamo puntando è la possibilità di aprire corsi di studio in lingua inglese per poter formare studenti italiani con competenze linguistiche adeguate e allo stesso tempo poter attrarre studenti dall'estero. Ed è vicentino il primo classificato ai giochi matematici nazionali, Jacopo Bigolin, studente di terza media. Lui è Jacopo, primo classificato per la sua categoria, studenti di terza media, ai Giochi Matematici Nazionali che l'11 settembre si sono svolti a Milano. Vicentino, 14 anni compiuti ad agosto, adesso al primo anno del liceo Quadri, ha conquistato il podio contendendoselo tra le menti più brillanti dello stivale. Una propensione ereditata dal papà e una passione che coltiva da quando ha scoperto il fascino dei numeri dai quali non si distacca mai al punto da indossarli. È nata alle elementari, da quando era la mia materia preferita, lo è sempre stata. Poi alle medie si è sviluppata attraverso le gare. In prima sono riuscita ad sono andato abbastanza bene, invece in seconda un po' meno, e in terza è arrivato questo risultato che non mi aspettavo. Testa sulle spalle, concentrazione e umiltà. Non si attribuisce le qualità del genio che gli vengono riconosciute, ma sul futuro le idee sono già chiare. Penso già che mi iscriverò a un'università di matematica, quindi di sicuro il mio mestiere sarà attinente a questo ambito. Punta ad entrare nelle squadre delle Olimpiadi di matematica che sono promosse nelle scuole superiori, per le quali il team di geni matematici è selezionato dall'associazione Matesis di Vicenza, che li accompagna a concorsi ad hoc. Talenti vicentini che a livello nazionale hanno sbancato nelle performance di settembre. Nell'ultima edizione abbiamo letteralmente, si possiamo dire, sbancato la finale nazionale. Eravamo presenti con 175, quasi 180 concorrenti, un terzo di tutti i partecipanti alla finale nazionale erano nostri concorrenti vicentini e ben, vado a memoria, credo 47, quasi, sì, una buona fetta, 47 di questi sono stati premiati. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito e vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento e clima un po' più autunnale, ma vediamo insieme come sarà il tempo in questo inizio di ottobre. Sul Veneto giornata di venerdì caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge. Temperature un po' più in linea con la media del periodo, minime tra 10 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo la stessa situazione con un ampio soleggiamento e cielo sereno o velato senza precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 22 e 23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità, perché anche qui avremo tanto sole un po' su tutti i settori, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.